riuscito a portare anche fuori dai confini della Sardegna, così come è accaduto anche con altre formazioni, il fascino e la forza espressiva delle nostre musiche e dei nostri canti. Tra poco infatti qui sul palco il gruppo dei Sonos di Elena Ledda e Mauro Palmas, un duo di musicisti. Sì, possiamo salutarli già adesso con un caldo applauso. Un duo di musicisti che proprio quest'anno festeggia ormai i 20 anni di attività artistica insieme, un'attività che aveva preso le mosse nel 79 quando il gruppo Suono Officina si trasformò poi negli anni successivi in Sonos, e da Suono Officina è iniziato un discorso estremamente interessante di ricerca e di recupero delle nostre tradizioni rivisitate poi con un taglio estremamente innovativo. Da allora molta acqua è passata sotto i ponti e il gruppo ha avuto modo di esibirsi spesso e volentieri all'estero, trovando importanti riscontri soprattutto in Francia e in Germania, un po' in tutto il continente europeo. Alla voce di Elena Ledda sono legate anche alcune delle pagine più interessanti ormai del nostro patrimonio. Il gruppo è riuscito a valorizzarlo anche con forti influenze jazzistiche in anni passati, e poi accanto al percorso dei Sonos sono maturati altri percorsi paralleli per i due artisti. Elena Ledda sempre legata comunque anche alla stretta tradizione con il semplice accompagnamento della chitarra, oppure all'esecuzione di brani rinascimentali, quindi di scuola classica. Mauro Palmas ha poi invece intrapreso in questi ultimi anni un discorso legato anche alla realizzazione di colonne sonore per film ambientati o girati in Sardegna dell'epoca del muto, come Cainà e Cenere. Stasera si presentano nella formazione più ampia, credo forse con la sola assenza dell'organetto di Riccardo Tesi, e sono allora Mauro Palmas alla mandola, Massimo Ferra alla chitarra, Alberto Piso alla batteria, Silvano Lobina al basso. Avremo ospite in uno dei brani anche il desaparecido precedente Gavino Murgia, ovviamente la voce affidata a Elena Ledda. Sadhguru